Rispetto all'attualità, no? Sono stati giorni complicati, insomma un giudizio vostro rispetto a quanto il governo ha deciso negli ultimi giorni? È un primo passo sicuramente importante, spero e speriamo che non sia un passo definitivo, ma che ci siano ulteriori passi, perché chiaramente con il quadro d'insieme che vede un'inflazione ancora crescere, aver dato un taglio al cuneo fiscale permette chiaramente alle persone di avere una possibilità in più di spesa nel carrello, che il carrello addirittura che sta aumentando mediamente di più rispetto alla media inflazionistica, che siamo addirittura al 12%, e quindi chiaramente è un aiuto ai lavoratori e alle famiglie dei lavoratori. Un aspetto importante che noi riteniamo utile anche e soprattutto il contributo che possono ricevere le aziende nell'assumere i NEET. I NEET sappiamo che sono appunto le persone che non sono allineate e non sono inseriti in un percorso formativo, in un percorso diciamo occupazionale, quindi questo è un altro tassello importante, perché noi prima di tutto dobbiamo cercare di impiegare giovani e donne in percorsi formativi o lavorativi. Il vostro Presidente nazionale, no, sul PNRR ha detto stiamo attenti, nel senso piuttosto che... Il PNRR è fondamentale, indispensabile per la crescita del nostro Paese. Parliamo di sostenibilità, cosa non è più importante di mettere a terra opere infrastrutturali che sono una sostenibilità per eccellenza. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di mettere a terra il PNRR in tutto, diciamo, il perimetro nazionale, ma anche nel nostro territorio. C'è un tema senz'altro dell'immigrazione, da non trattare come slogan, ma trattare come accordi mirati e precisi, perché l'immigrazione rappresenta anche questo un importante tassello da sviluppare nei prossimi mesi, nei prossimi anni.